5 novembre prossimi torna a Rivignano la antica Fiera dei Santi. 31 ottobre la Fiesta dal Friuli. 2 novembre il Festival Mondiale della Canzone Funebre. 5 novembre gran finale. Per tutte e 6 le giornate le piazze e vie di Rivignano si trasformeranno con stand gastronomici con prodotti tipici del territorio a chilometro zero, mercatini e tanto divertimento. Non sbagliare, dal 31 ottobre al 5 novembre Fiera dei Santi Rivignano, il cuore pulsante dello Stella. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda gli speciali. Abbiamo già collegato con noi da Rivignano, dalla sede del comune Rivignano Teor, il sindaco Vanessa Vello, al quale do il ben ritrovato. Perché? Perché ci siamo, domani, martedì 31 ottobre, scatta l'edizione 2023 della Fiera dei Santi, che vedrà insomma Rivignano al centro del Friuli fino a domenica 5 novembre, con tantissimi eventi, tante degustazioni e soprattutto la scoperta full immersion di un bellissimo territorio incastonato nel medio Friuli. Allora, signor Sindaco, io ho fatto un po' una premessa veloce, lei cosa ci vuole raccontare in merito? Beh, innanzitutto buongiorno Omar e buongiorno a tutte le persone che ci stanno seguendo. Sì, l'appuntamento davvero importante per quest'anno è con la fiera, con la nuova edizione della Fiera dei Santi di Rivignano. È ormai tutto pronto, ci sono gli ultimi preparativi in atto, ma siamo pronti. Domani il via, il taglio del nastro, domani che è appunto martedì 31 ottobre alle 19:30 nelle vie centrali del nostro paese inizia questa grande kermesse autunnale rivignanese, tanto attesa ormai dal pubblico e anche tanto nota. Una delle fiere, dicevi bene Omar prima, una delle fiere più importanti della nostra regione, ormai il Friuli Venezia Giulia, ma soprattutto la più antica fiera della regione e non solo della nostra regione. Tante le attrazioni e gli intrattenimenti che attendono i nostri visitatori e naturalmente l'appuntamento è qui dal 31 ottobre al 5 novembre. Sì. Ecco, cosa molto particolare, no, rispetto agli altri posti, che il 31 ottobre a Rivignano non si festeggia Halloween, ricordiamo che è una festa pagana, un rito celtico, ma bensì la festa del Friuli, no, che è completamente diversa da quelle che sono le varie manifestazioni che si svolgeranno, come detto, la sera del 31 ottobre. Ecco, che particolarità ha questa festa del Friuli? Sì, infatti noi non corriamo dietro ad americanate o a feste commerciali di questo tipo, ma qui a Rivignano si rivive ogni anno la tradizione e la storia, perché proprio il 31 sera nel nostro paese si rivive, si respira proprio la storia con la grande rievocazione storica della festa più grande del Friuli che ricorda fatti accaduti proprio qui il giorno dei morti di 600 anni fa, in cui ci fu il noto complotto dei morti ai danni dell'allora patriarca della patria del Friuli, Ludovico Tech, che poi di Tech che però insomma venne scongiurato. Però noi abbiamo, come dire, il piacere ogni anno di ripresentare ai gentili visitatori questa storia, la storia del nostro Friuli e di rivivere quelle che sono le vere tradizioni. La Fiera dei Santi di Rivignano ha un'origine antichissima che si perde davvero nella notte dei tempi. Non c'è una data certa di inizio, ma sappiamo che è una tradizione ormai millenaria. Già nel 400 si parlava dell'antica tradizione della festa dei morti di Rivignano, per cui davvero un'origine molto antica e che rivive e si rinnova ogni anno qui a Rivignano. Certo. E soprattutto anche in caso di maltempo, perché sappiamo che il meteo fa le bizze, ma Rivignano, come si dice, il piano B, il piano C c'è sempre e si va avanti comunque, no? Rivignano che diventerà nel momento clou dell'evento del 31 ottobre, diventerà una sorta di set a cielo aperto, no? Dove ripercorrerete non solo la cosiddetta tradizione storica con la sfilata eccetera, ma il campanile stesso diventerà la scena dove si consumerà davanti alle migliaia di persone presenti quello che accadde, come ha detto lei, in quella notte di tanti anni fa. Sì, assolutamente. Il nostro paese in occasione del 31 si trasforma davvero in un grande contenitore di luci, di fuochi, di fiamme, di spettacoli
sorprendenti. Dopo la grande rievocazione storica, infatti, ci sarà il cosiddetto incendio del campanile e poi dei cieli sopra le vie centrali del paese. Uno spettacolo straordinario, un'atmosfera magica ed incanto che davvero non possono perdersi le persone che ci stanno seguendo Certo. in diretta ora. Ecco, questo è il programma del 31, dunque un po' quello che accadrà al taglio del nastro, come l'assessore, pardon, il sindaco ha raccontato, insomma, in questo momento. Ricordiamo che comunque Livignano sarà riempita a festa, perché tutte le vie, le piazze, tra l'altro anche la nuova Agorà, sarà praticamente centimetro per centimetro sfruttata, con chioschi, la presenza di tutte le associazioni del territorio che fanno parte del contesto del comune di Rivignano Teorno. Sì, questa grande manifestazione di Rivignano è frutto del lavoro e della collaborazione davvero di tutti qui nel nostro comune, a partire dall'amministrazione comunale, ovviamente, dagli uffici, e poi naturalmente che hanno lavorato in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi per la realizzazione dell'evento, e poi naturalmente tutte le associazioni coinvolte che naturalmente gestiranno ricchissimi e fornitissimi stand enogastronomici, e poi coordinate ovviamente dalla Proloco di Rivignano, che è un punto saldo, insomma, dell'organizzazione di questa fiera e che collabora a stretto contatto con l'amministrazione comunale. Un ricchissimo programma attende i nostri visitatori ogni giorno. Ogni giorno si può trovare qui dal 31 ottobre appunto al 5 novembre svariate fiere, la fiera dell'antiquariato, del lobbismo, dell'artigianato, esposizioni commerciali, e poi abbiamo la fiera dei sapori d'Italia, del dolce, avremo diverse mostre molto interessanti, un grandissimo Luna Park, e poi ancora concerti, DJ set, poi davvero tantissimi laboratori e intrattenimenti per i più piccoli, e la marcialonga naturalistica, e poi spettacoli di cabaret, avremo davvero presentazioni di insomma davvero tantissime cose, tantissimi appuntamenti importanti. Naturalmente il più importante è il 2 sera, il Festival Mondiale della Canzone Funebre, che naturalmente tutti voi conoscete perché ormai ha un risalto a livello nazionale e internazionale. Ecco, soprattutto ricordiamo proprio il Festival della Canzone Funebre mondiale, proprio perché è anche una sorta di anteprima di molti cantanti che partecipano. Chiaramente le canzoni devono essere in tema al festival, però insomma c'è la possibilità a molte band che arrivano anche da fuori regione di mettersi in mostra, e perché no avere l'opportunità di partecipare magari nell'immediato futuro a qualche altro festival, che potrebbe essere Sanremo come diciamo punta dell'iceberg per farsi conoscere, però un festival, come ha detto lei, unico al mondo, perché non si svolge da nessun'altra parte, il festival proprio della canzone funebre, che sta avendo sempre più successo nel corso degli anni, grazie al fatto che, come ha detto lei, dietro c'è un'organizzazione non da poco, e soprattutto il paese è coinvolto, l'intera area del territorio comunale è coinvolta a 360 gradi senza fare distinzioni, no? E questo è il vostro marchio di fabbrica, il vostro background, come direbbe qualcuno, che porta, o il know-how, visto che va molto di moda anche i termini inglesi, che fa sì che Rivignano ogni anno presenta la sua fiera, ma ogni anno con tante novità, no? Sì, assolutamente, il nostro punto di forza è la collaborazione e la condivisione con tutti, per appunto raggiungere l'obiettivo, che è quello di offrire ogni anno una fiera che rinnova la tradizione, fa rivivere la tradizione, che è una tradizione tutta nostra friulana, quindi locale, ma che si rinnova ogni anno, pur lasciando questa atmosfera di magia e di incanto che è tipica solo di questa fiera, che si può trovare quindi solo qui. Il Festival Mondiale della Canzone Funebre è davvero una occasione straordinaria per gli autori e i cantautori che partecipano con le loro opere, che possono essere canzoni o anche poesie. Il tema giustamente è quello della morte, ma anche dell'amore, dei sentimenti, insomma, svolti naturalmente sempre in chiave anche ironica, malinconica, ma mai esagerata, mai sopra le righe. Quindi merita davvero di essere
visitato anche questo appuntamento per chi ancora non avesse mai avuto modo di appunto partecipare. Bene, signor Sindaco, io la ringrazio, ci vedremo comunque domani alle 19:30 per il taglio del nastro, perché continueremo poi a documentare i momenti clou di questa importante Fiera dei Santi attraverso i nostri canali, e la ringrazio ancora per la partecipazione, le auguro buona fiera anche a lei. Grazie anche a voi e naturalmente l'appuntamento è per tutti qui a Rivignano dal 31 ottobre al 5 novembre. Non mancate, vi aspettiamo. Bene, grazie Ciao. e alla prossima. Dal 31 ottobre al 5 novembre prossimi torna a Rivignano la antica Fiera dei Santi. 31 ottobre la Fiesta del Friuli. 2 novembre Festival Mondiale della Canzone Funebre. 5 novembre Gran Finale. Per tutte e 6 le giornate le piazze e vie di Rivignano si trasformeranno con stand gastronomici con prodotti tipici del territorio a chilometro zero, mercatini e tanto divertimento. Non sbagliare, dal 31 ottobre al 5 novembre Fiera dei Santi Rivignano, il cuore pulsante dello Stella.